ringrazio il Comitato Cittadino, il WWF, il Mare Vivo. Sono iniziative che servono a sensibilizzare i cittadini che frequentano la pineta, perché la pineta è di tutti, è inutile lasciarla sporca, cioè se la lasciamo pulita la teniamo pulita, quindi dare un significato a chi frequenta le pinete, frequenta il mare, di lasciare un ambiente pulito. Principalmente l'obiettivo è quello di stimolare la popolazione di Cattolica e dintorni a una maggiore tutela e attenzione nei confronti del nostro patrimonio paesaggistico ed ambientale. Si è voluti partire proprio dalla pineta di Eraclea Minoa e scegliere una domenica proprio per dare questo forte segnale di ripresa e di riappropriazione dei propri spazi, anche perché questi rifiuti presenti nella pineta non è che nascono dalle piante, sono lì portate da chi fruisce della spiaggia e della pineta. Quindi si vuole principalmente sensibilizzare i fruitori di questo bene a una maggiore attenzione, cercando di stimolarli a non abbandonare rifiuti nella pineta e al contempo cercare di stimolare anche l'amministrazione comunale a una maggiore attenzione nei confronti di questo bene. La cosa che mi sta dando molto coraggio è il fatto che già di prima mattina molti si sono presentati qui spontaneamente per partecipare a questa giornata. Questo è molto incoraggiante perché è la strada giusta da percorrere per il futuro. Queste iniziative sono molto importanti, infatti voglio ringraziare l'ingegnere Gambino per averci invitato a partecipare a questa lodevole iniziativa, all'Associazione Mare Vivo e a tutti i partecipanti che oggi sono qua a cercare di pulire il nostro boschetto e speriamo che non venga più sporcato in futuro. Mare Vivo sta aderendo a una bellissima iniziativa, un comitato civico cittadino di Cattolica Eraclea sta collaborando insieme alle altre associazioni che stanno presenti oggi a dare un contributo per la pulizia del boschetto di Eraclea. Sì, è vero, Mare Vivo l'ha fatto sempre, ma questo non significa niente se non il fatto che è una piccolissima pedina di un gruppo di persone che speriamo possa portare avanti ad Eraclea Minoa, spiaggia, bosco e tutto il territorio, possa dare un contributo per valorizzare e rendere più pulito questo sito veramente importante che sta a cuore a tutti e speriamo da oggi in poi possa stare a cuore sempre a più persone.